La mandiamo a tutti i parlamentari della Repubblica Italiana come promemoria. La mandiamo a tutti i ministri come promemoria. La mandiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri come promemoria. Un promemoria composto di cifre come il miliardo di euro di danni stimati o i 100.000 ettari di bosco coinvolti e di immagini, tantissime da tutta la regione, che testimoniano i danni provocati dalla recente ondata di maltempo. Numeri e immagini contenuti nell'instant book Veneto in ginocchio, presentato dal governatore Luca Zaia nella sede di Tre Baseleghe di Grafica Veneta. Un libro per non dimenticare, come scrive Zaia nella prefazione, che l'emergenza non è finita, ma il Veneto non molla. Questa è una tragedia che deve entrare negli annali della storia, no? Avere 100.000 ettari di bosco interessato, dei quali 28.000 rasi al suolo, vuol dire avere una tragedia unica nel suo genere. Ma la tragedia del maltempo che ha devastato parte della regione ha confermato anche lo spirito di solidarietà e la laboriosità di un popolo che davanti alle avversità si rimbocca subito le maniche. Noi abbiamo in prima pagina abbiamo questa foto che io ricordo. Qui le auto sono state portate via e di detriti non c'è più neanche la traccia, cioè, oltre ad aver fatto la pulizia si sono messi anche a lavare, a pulire i muri, cioè, è tutto ripristinato, ciò non toglie che il danno ci sia, soprattutto abbiamo 28.000 ettari di bosco che sono a terra da asportare, quindi con tutte le difficoltà del caso. Difficoltà da superare con ogni mezzo, anche attraverso questo libro. Sicuramente uno strumento che aiuterà a raccogliere dei soldi che bene o male servono a questo territorio, ma è anche uno strumento che dà la possibilità di far capire cosa è successo e quanto difficile sia questa situazione. Su ciò che è accaduto non bisogna abbassare la guardia finché tutti gli interventi non saranno portati a termine. Zaia è ottimista. Gli stanziamenti stanno arrivando perché abbiamo avuto un primo stanziamento di 53 milioni. Adesso entro fine anno c'è un altro di $500 milioni e a quota parte arriverà il Veneto, quindi dovremmo arrivare a un centinaio di milioni già disponibili. Poi si annunciano ovviamente $500 milioni nella legge di stabilità sempre per stanziamenti per questi fatti e poi si annunciano anche investimenti a tutela del dissesto idrogeologico per, io spero, miliardi di euro, visto considerato che dalle dichiarazioni si evince questo, e anche queste sono risorse che arrivano in Veneto.